nel contesto dell'evento musicale, delle connesse suggestioni culturali riconducibili all'ideologia rastafariana che prevede l'associazione tra musica reggae e marijuana e pertanto si dedicavano all'utilizzo di droghe, specie del tipo di hashish, eccetera, eccetera. Si capisce chiaramente che c'è un intento punitivo nei confronti di chi ascolta musica di questo genere, presupponendo che chi l'ascolta automaticamente faccia uso di sostanze stupefacenti di tipo leggero. Forward like wire. Hear the sound of a Rastaman say. No entiendo el por qué sucedió en Italia lo que sucedió. Il Sunsplash è il negro del Friuli Venezia Giulia e quella G è una G gigantesca che pesa molto. No se puede suprimir un evento que aporta ganancias a la región y al pueblo y a la gente. Quindi ci siamo giocati tre cose: l'aspetto economico di questo momento, cioè l'indotto del festival, l'aspetto culturale e l'aspetto economico del futuro di questo festival, che sicuramente sarebbe stato molto molto più grosso. Yo creo que el 99% de los gobiernos del mundo han entrado en la pura hipocresía. Friuli è sempre stata una terra proprio di confine, ti sentivi con le spalle al muro, da una parte non potevi andare, tutto dietro di te c'era tutto l'est, quindi tu guardavi all'Italia come una cosa che partiva da lì e andava lontano. Far venire la gente fino a casa tua era difficile, anche psicologicamente. In questo momento mi sento proprio un esiliato, uno che è stato mandato via anche con una grande ingiustizia. Sono sentimenti forti quelli si provano, perché adesso a rivedere questo parco, ogni anno era un crescere, no? E insomma fa tristezza, ti senti proprio, hai costruito tanto per poi alla fine non trovare niente. Osopo fa 3.000 abitanti. C'è una discreta attività industriale, diciamo che come realtà a nord di Udine è la più importante dal punto di vista industriale. Il festival è arrivato a Osopo nel 2000
e da un festival non conosciuto o poco conosciuto in zona è nata una realtà enorme, una realtà che nel corso degli anni si è sviluppata in maniera esponenziale ed è diventato un evento di carattere mondiale. I valori che nel Rototom venivano esemplificati erano soprattutto valori di convivenza, valori di libertà, valori di creatività, attraverso appunto la musica. Un'occasione, no, che aveva saputo cogliere un po' lo spirito del nostro tempo, cioè andare al di là dei confini, dei territori, per proporre, far vedere, progettare un futuro, no? Futuro, io dico, migliore. Si sa che lo smercio dello stupefacente all'interno di questo festival in una qualche maniera c'è stata, anche se si ritiene abbastanza modesta. Negli ultimi 2-3 anni abbiamo notato un interesse da parte anche delle forze dell'ordine, da parte di tante realtà, diverso rispetto a quello che era stato riservato al passato, tale da impedire poi la prosecuzione di questo festival. Questa impresa qui ha portato tanto al territorio. I bancomat di Osoppo elargivano banconote a ripetizione nei giorni del festival. Tutti i vari bar, ristoranti, alimentari vendevano tutto in quel periodo. La legge Fini-Giovanardi quindi è arrivata a colpire, diciamo, anche questo tipo di attività, che è un'attività meramente culturale, un'attività sì imprenditoriale ma culturale, che produce cultura, che ha prodotto soltanto per l'Italia sicuramente un pregio. L'ho detto anche al ministro degli interni. L'ha detto? Perché no? Alcuni sì, perché no? Ma questa volta venga pronti alla morte dell'Italia chiamò. Siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Non ci fa cosa? Sì. Ah, quelli là che volevano, sì, il Rototom. Sì. Bene, sì. Sbagliata era la pretesa degli organizzatori che le forze dell'ordine non facessero prevenzione, cioè facessero che la manifestazione fosse una manifestazione dove si ballava e si ascoltava musica e non un enorme cantiere di spaccio di droga, come dimostrano le centinaia e centinaia di arresti fatti negli anni precedenti. Gli organizzatori hanno detto: noi non accettiamo controlli, noi vogliamo che si possa durante quella manifestazione far circolare la droga, perché sostanzialmente quella era la loro posizione. Allora molto meglio che se ne vadano, perché le galline delle uova d'oro è d'oro per loro, ma i costi di milioni, decine, centinaia di milioni di euro delle conseguenze e i disastri della droga la pagano gli italiani. Se volevano restare in Italia ci potevano stare, semplicemente facendo manifestazioni in cui non circolava la droga.
con i carabinieri del posto avevamo lavorato bene, con i carabinieri e la polizia, la questura di Udine anche, avevamo lavorato in sintonia, dandoci una mano uno con l'altro. Non mi sento di accusare nessuno, se non chi fa delle leggi completamente sbagliate e che non si accorge negli anni, malgrado i risultati che queste leggi portino, che vanno riviste, che bisogna fare forse un piccolo bagno di umiltà e dire ok, ho sbagliato, vediamo di migliorare le cose, di correggerle. Quindi è più una responsabilità politica che non appunto poliziesca. Non mi aspetto da Giovanardi o da il presidente della regione del Friuli Venezia Giulia, Tondo, non mi aspetto intelligenza da queste persone, però mi immaginavo che almeno avessero un pallottoliere per fare i conti e rendersi conto che nel territorio questa impresa qui ha portato e ha creato un indotto gigantesco. Anche la mafia e la 'ndrangheta hanno dei grandissimi vantaggi dallo spaccio della droga e dal loro commercio, ma non c'è mica solo il dato economico, perché se uno guadagna 5 e i cittadini italiani devono pagare 10.000 per le conseguenze della circolazione della droga, il conto economico soddisferà alcuni che ci guadagnano, ma danneggia tutti gli altri. Yo estoy convencido que la cultura ligada al turismo es tremendamente productiva y eso va a beneficiar al tejido comercial y empresarial de Benicàssim, en lo que va a ser estoy convencidísimo, una complicidad entre lo público y lo privado en defensa de un acontecimiento que genera buena imagen para Benicàssim, nos mundializa, nos sintoniza con lo mejor de la cultura mediterránea, aquí que estamos al lado de un mar de encuentro de civilizaciones, que es exaltar los valores de la paz, de la tolerancia, contra el racismo. Eso es lo que somos y queremos ser nosotros. Y por lo tanto yo es que encuentro que ha sido un fenómeno virtuoso en todos los sentidos. Benicàssim quiero que sea una tierra de promisión para la cultura, una tierra de acogida, y esto, el Rototom ha venido a reforzar nuestra identidad cosmopolita, abierta, tolerante. Il festival era sicuramente una grande opportunità, lo era dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale e anche, credo che vada sottolineato, dal punto di vista economico. Naturalmente si è trasformata da una grande opportunità ad una occasione persa. L'abbiamo persa per una questione ideologica e l'abbiamo persa per una mancanza di volontà politica a tenerlo sul territorio italiano. È un'occasione economica persa in un territorio che sta risentendo della crisi economica come il Friuli Venezia Giulia, ma l'abbiamo regalato alla Spagna e i numeri che quest'anno ha fatto la Spagna credo che debbano farci riflettere.
penso che in Spagna gli spacciatori non vengono perseguiti, perché loro, come noi, hanno ormai le evidenze scientifiche dei buchi nel cervello, e le neuroscienze sanno lì a dimostrarlo, che provoca la cannabis, i principi attivi della cannabis, l'eroina e la cocaina. Non abbiamo detto non fate il rototom, abbiamo detto fate il rototom senza droga. Se non hanno accettato e hanno voluto andare in Spagna, comunque l'Interpol c'è anche in Spagna, e quindi anche in Spagna, se terranno questo atteggiamento, troveranno problemi come li hanno trovati in Italia. Grazie! Muchas gracias, señora. Alla fine questo festival se n'è andato via perché non sono stati presi davvero sul serio. La gente non ha capito l'entità e l'importanza di quello che avevo in mano. Cosa devi dire per far capire alla gente che davvero ci sei? E quindi fanculo, uno va dall'altra parte. In Spagna, proprio perché in un paese dove c'è meno una penalizzazione meno forte di alcune condotte, si dà importanza invece a quelli che sono gli aspetti positivi e proficui, facendo leva solo su questi. Ovviamente a questo punto se lo tengono caro e fanno in modo che il Rototom rimanga in Spagna. Ex compagni d'affari che hanno cambiato le carte, lasciato il tavolo del gioco e si sa, quando i patti non sono chiari, l'amicizia è breve. Cercano motivazioni valide per le opinioni pubbliche, i giustificano atteggiamenti forti, la repressione, l'eliminazione di chi non serve più, nella posizione scomoda si può cadere giù. In una piazza, in una cella può succedere la situazione irreparabile che colpisce chi è più debole, che ha investito da colpevole e non si spoglia più. Noi abbiamo fatto questo pezzo in quest'ultimo disco che si chiama Roots, il pezzo si chiama Cosa Resta, che sicuramente racconta un po' la storia delle cose che ci circondano, e tra le cose che ci circondano c'è anche questo esodo di questo festival, di questa cosa che ci è appartenuto per 15 anni e sono riusciti anche a portarcela via. Non si muove foglia ma tira bruttaria. Apri gli occhi e cercala, corrila, ricordala, vivila e difendila, la nostra libertà. Apri gli occhi e cercala, corrila, ricordala, vivila e difendila, la nostra libertà. Yes, Rototom! Let's up the fight. First of all, I don't think marijuana is that harmful. Marijuana actually makes you kind of so, somber, kind of relaxed, kind of quiet. The vibes of the people is unbelievable. It's positive music about love, togetherness, oneness. I don't see why anyone wouldn't want to have togetherness, oneness, and love inside of their country, or people gathering together in the name of unconditional love. I'm glad we could take it to Spain. The crowd is huge, humongous. I've never seen like so many people. It's endless. The park is big and nice and warm and everybody is happy. So yeah, we take it from Italy and take it to Spain and it's amazing. It's just the same or even bigger. So. Il Rototom
insomma ha fatto la fine della ricerca, degli scienziati, dei ricercatori universitari che vengono cacciati via dall'Italia. La cultura in Italia non serve perché ci devono essere quegli idioti alla televisione. È giusto che in Italia si ritorni a fare le manifestazioni come il Rototom. Non puoi fermare il reggae, non puoi fermare la cultura, è una sorta di evoluzione della specie. Fuego más, fuego más. Il proibizionismo non serve a niente, addirittura a proibire la musica dietro una scusa di droga è un po' proprio ipocrita in Italia come situazione, quindi è il popolo italiano che deve reagire con la mente, con il pensiero e dire no a queste persone che ci stanno indirizzando verso una strada sempre più di schiavitù e di non pensiero, insomma. Più fego, più fego, più fego, più fego. Più fego, più fego, più fego, più fego. Più fego, più fego, più fego. Bella voi, bella voi, bella voi. Conosco poco della politica proibizionista italiana, excepto quizá la mayor magnitud de hipocresía de la cual disponemos en la Unión Europea. Sé que en Italia pues, los jóvenes hacen lo que quieren y disponen no solo de alguna droga ilegal, sino de muchas drogas ilegales. El gobierno pues sigue haciendo la política que los demás gobiernos en Europa hacen con respecto de esto, que es el avestruz. Se mete la cabeza en la tierra y de paso se golpea a lo que se encuentra alrededor, no exactamente porque se piense que con eso se consigue nada, sino porque la cruzada contra las drogas es la forma moderna que tenemos de dar salida a sentimientos como los que produjeron la cruzada contra las brujas, la cruzada contra el libre pensamiento, la cruzada contra la libertad sexual. En general, en estos casos, los gobiernos deciden oponerse a la razón y lo consiguen, pero en realidad triunfan fracasando y fracasan triunfando. Il quadro della legge Fini-Giovanardi, della legislazione attuale sulle sostanze stupefacenti in Italia è a parer mio diciamo vergognoso. Oggi in carcere, dove ci sono appunto circa 68.000 persone detenute, un terzo, per cui circa 25.000 persone, sono dentro per la legge Fini-Giovanardi. Oggi per chi detiene sostanze stupefacenti di tipo leggero, anche in quantità minime, rischia una pena detentiva minima di 6 anni. Sono 3 anni che dico, mi volete indicare il nome di una persona che è finita in carcere per consumo di droga? L'Italia, diversamente dagli Stati Uniti, dalla Francia e da quasi tutti i paesi del mondo, ha depenalizzato completamente l'uso personale. L'applicazione di questi articoli aumenta notevolmente il carico di lavoro della nostra giustizia, dei tribunali, e quello che invece sono i problemi gravi di questo paese, cioè quelli della criminalità organizzata, naturalmente si fa più fatica.
Tutto dipende però che cosa significa uso personale, perché le quantità così basse in realtà hanno portato tante persone, se lei vuole qualche nome io Assolutamente dico Stefano falso, Cucchi. perché c'è stata una discussione con cui per esempio ho rotto i rapporti con San Patrignano, con Muccioli, perché ci ha accusato di aver liberalizzato la droga, mentre nella legge che abbiamo fatto questo limite, questa soglia è solo uno dei tanti indizi, quindi la condanna può essere data soltanto a chi viene accertato da un giudice che è uno spacciatore e non un semplice consumatore. Piazza Libertà, sì, il castello, la giustizia. E questo è il paese che adesso ci ritroviamo, un paese profondamente ipocrita, proprio per questo nei momenti in cui invece è autentico, come nel festival Rototom Sunsplash, invece di dialogare quello che si fa è fare in modo che diventi impossibile per loro proseguire nella loro azione, perché il dialogo farebbe comunque emergere l'ipocrisia. Cuidado que aquí puede pasar lo mismo, ¿eh? Si tal como está previsto la derecha vuelve con Rajoy y Aznar, que todavía puede volver, acaban con todo. A Manu le prohibieron un concierto en Murcia, cuando estaba en el poder esta gente de derecha. Y bueno, Manu podía atraer a 80, 90, 100.000 personas. Era un gran negocio, pero son ideólogos de derechas que pueden regresar al poder aquí. El festival tiene una gran idea, transmite mucho y al final creo que casi todo el mundo responde a esto y es algo genial, ¿no? Es un gran festival. Sinceramente pienso que realmente antes de que llegara Rototom a Benicàssim se tenía una referencia más o menos aislada de lo que era este festival. Actualmente creo que la mayoría de la gente de Benicàssim se siente muy contenta de haber recibido un festival como el que como el que ha llegado y esperemos que sea para mucho tiempo. Lo spirito di questo Rototom è in perfetta sintonia con lo spirito di mia figlia. Avere questa possibilità di fratellanza, di amore e soprattutto di libertà di vivere, quella gioia dello stare insieme che manca adesso al nostro Friuli. Noi siamo gente di frontiera e quindi siamo proprio nati per l'accoglienza. Il Rototom per noi è stato qualcosa che ti dà la capacità e l'opportunità di vedere quello che c'è al di fuori dai confini della nostra regione, che comunque è una regione abbastanza chiusa. Fin dall'inizio rapportarmi con gente da tutta Europa, quando avevo 14 anni, mi ha dato una spinta in più per
decidere di fare quello che poi è stata la mia vita, quindi andare a studiare le lingue all'estero, comunque interessarmi a quello che è la società europea e mondiale. Che il Friuli rinunci a un evento, il più grande evento europeo di musica reggae, veramente è il colmo. You ready to sing? All right, here we go. No, what was it? No, Go and tell him. La tormenta sigue, por favor. Free up Rototom Sound Splash. Free up Reggae in Uppsala. Free up Europe. Free up Jamaica. Free up Africa. Free up España. Free Rototom, free. Rise and be free. Io ho un'altra canzone che si chiama Operation Uppsala, che è una situazione quasi simile al Rototom, anche se l'Uppsala non si è mosso da Uppsala, che era l'Uppsala Reggae Festival, dove denunciavo la brutalità della polizia nei confronti degli artisti reggae e della musica reggae, dove praticamente avevano portato in caserma Sean Paul, Lee Perry, Groundation, avevano praticamente fatto gli esami del sangue, gli esami delle urine. Sembrava proprio una questione di voler dimostrare che loro sono l'autorità. È stata anche un'azione abbastanza fascista, se vogliamo. Io sono tornato quest'anno all'Uppsala. C'era gente che diceva no, ma forse non dovresti andare perché la tua canzone alla fine è contro le forze dell'ordine svedesi e comunque di quello che è successo a Uppsala, non dovresti andare. Io sono andato, non ho ricevuto pressioni, il capo della polizia era lì a vedere il mio concerto, l'Uppsala c'è ancora e vive, ora sono qui a Rototom Sound Splash, Rototom c'è e vive. Penso che la mia missione sia per l'Uppsala e dopo questa del Rototom sia finita, perché vedo che se la cavano benissimo, quindi posso smettere di cantare queste due canzoni. Non avremmo mai abbandonato questa terra se non ci fossero stati degli elementi esterni, estranei, se non ci fosse stato ordinato praticamente. Non si riesce a fare a meno di pensare che abbiamo subito una grande ingiustizia. Questo è una cosa che fa male e che ci porteremo dentro. Io mi porterò dentro per parecchio tempo ancora.
You see that light up the fire. Mike man sing, sound operator. Conscious music, play out selector. Conscious music, play my selector. Filippo e il suo gruppo sono soprattutto un'idea. E quando si sente la forza di queste idee non è nemmeno necessario dirsi cosa c'è da fare. Si fa e si agisce e si trova una sintonia. Non faccio fatica a pensare che quest'idea qui, che è un'apertura, un'idea progressista, abbia dato fastidio. Un'idea in sé non si può attaccare, quindi si attacca la manifestazione pratica di quest'idea. Quest'idea si manifestava nel festival, nella grande dimensione di questo festival, che diventa quindi un'impresa. E quindi quest'idea viene attaccata attaccando l'impresa. Practice patience and control your temper. Ride like lightning, you crash like thunder. People, you should know better. Stop fighting against each other. Come organizzatore del festival sono molto contento di quello che è successo, nel senso che adesso siamo in un posto che ci offre molte più opportunità. Però soprattutto adesso, in questo momento, in questo parco, io mi sento più friulano che non organizzatore di concerti. E quindi come friulano dico che peccato che questa terra è sempre governata male, c'è poco da dire. Stiamo a 15 km dall'Aquila Ovest. La mattina del 6 aprile siamo andati a vedere sul posto che era successo e abbiamo trovato una brutta sorpresa. La sala prove che avevamo prima era fatta in muratura, era uno stabile vecchio, penso dell'800, quindi abbiamo pensato subito fosse crollata. E abbiamo detto vabbè, non abbiamo più la sala prove, non suoneremo più con la band per i prossimi 1, 2, 3 anni. Fino a che 4-5 mesi dopo siamo capitati a Rototom e è successo il miracolo. Questa proprio fisicamente, cioè è proprio quello che noi abbiamo acquistato con la donazione del Rototom, cioè proprio è stata la casetta. Vanni Weller ha devoluto parte del suo cachet di quando ha suonato appunto a Rototom 2 anni fa per la realizzazione di qualche progetto qui all'Aquila che potesse riguardare la musica e in particolare la musica reggae. Ecco, questa naturalmente gialla, rossa e verde, anche questa sarà la sala regia. Io sono entrato nel Devalab dopo il terremoto. Sinceramente noi comunque ci siamo trovati a vivere insieme dopo il terremoto per 6 mesi in pratica al campo. Sulla terra me, se è fatto tardi e sono già le 3. Diciamo che un po' il terremoto ci ha unito e per noi diciamo è stata una scossa, c'è uno scossone a livello interiore proprio, cioè ti facci cambiare proprio testa, proprio modo di essere, concepiti di tutto quanto. Elettorali insopportabili, ricordi vividi, scuoto la testa e dico no e pensa come faccio, ma serve tutto quello dentro me che mi dà coraggio, la tenda che ci aspettiamo nel nostro villaggio e penso se va storto che Dopo il terremoto il pensiero di andare via è stato, cioè credo che ci sia stato da parte di tutti quanti, la musica è stata la cosa che ci ha spinto a rimanere qua. tutti in prima fila, adesso sta sto massaggio. Il sole brilla su sta terra e un altro giorno sarà, vedo forza dentro il cuore, dentro l'anima e mi convince che domani... Questa mano che ci è stata data ci ha dato l'opportunità di poter credere ancora nel progetto che portavamo avanti, di credere ancora nell'Aquila soprattutto. E non è facile perché la maggior parte delle aggregazioni, i posti di aggregazione non esistono più, non ci sono locali. Noi abbiamo fatto una canzone che si chiama La forza di sta musica proprio perché se non ci fosse stata la musica, adesso non so, ci saremmo tutti trasferiti oppure non lo so, chiusi dentro casa a fare la muffa. Sicuramente per noi ha fatto più Rototom che il governo. Sicuramente.
Vamos a bailar. Todos, yo también. Al rototom. Al rototom. For me, it was the most powerful representation of what reggae music is, and the fact that reggae music unifies so many different people. I mean, I believe there's something like 56 different nationalities represented just at this festival alone. For me, that is absolutely unique in my experience of reggae music. To make sure and want to go with poop and never take no check from no band leave. And if a pussy try your tempo for halva. Me ma go drop a bass line. She gonna spin and rewind. Papa Alba. Oh, me sound is so fine. C'è un attaccamento mio personale a questo festival. Penso a me, proprio alla mia crescita come persona, mia crescita umana e anche come artista, proprio è legata anche a Rototom. È bello vedere come queste due energie si sono sviluppate insieme, Rototom e comunque Alborosi. The fact that reggae music can unify people in that way, in the context of a festival, not only is it unique, but it's absolutely dangerous. You know, I don't understand why they would want to move the event from Italy unless it had to be something to do with the fear of people actually unifying and something to do with the power of reggae music as the universal unifier of all members of the human family. Don't worry, cantar esta canción about the day. Come on, let me hear you. 'Cause everything is gonna be alright. I said don't worry about a thing. Oh yeah, 'cause everything is gonna be alright. When I was in Osopo, I met with officials, and I lobbied and asked them to make Osopo the home and to keep Rototom Sunsplash alive there. Well, it did not happen. It's really wonderful. It's a great show, and you can feel the love. And as the minister responsible for culture and entertainment, I really want to thank everybody who has been involved in making this work and making it happen. I hope that Beni Kassim will become the home of Rototom Sunsplash. Dans les rues des gens plantent des graines, redonnent un sens à leur vie. La ville renaît des vapeurs malsaines dans lesquelles elle survivait à l'agonie. Le soleil a percé la grisaille, les nuages chargés s'enfuient, l'homme de plastique perd la bataille. La música sustituye idiomas,
y sustituye fronteras y eso es más importante que cualquier otra consideración. Direi che viva la musica, ogni forma di partecipazione dei giovani, ogni tipo di festa, ma senza droga. Questa idea che attraverso la droga e il non contrasto della droga la società potrebbe attraverso la musica diventare più giusta e più umana è totalmente da rigettare. La musica sì, il divertimento sì, la droga no. Il Papa, che io rispetto, l'ha definito la droga una bestia vorace che sta divorando la terra, una bestia vorace che sta divorando la terra. As a reggae artist, reggae to me, as I travel all over the world and see different people, reggae is the heart and the soul of the people. When the bass line jump, everybody moves with it because they can feel it deep within. Yes, I can say Bob Marley did take other hard drugs, and just because one artist, he's still a great man who took reggae music from one corner to every corner over the universe, over the world. If you say Jamaica, if you say reggae, they say Bob Marley. So I still give him all the great props, and I love him dearly. But not because one artist takes drugs doesn't mean that we all do the same, because like I said, I don't smoke, I don't even drink, I just speak of the struggles of the people, and that is all it's about. Cualquier fármaco, digamos marihuana, que es en buena medida útil en medicina, para usos recreativos. La marihuana en una persona esquizofrénica puede provocarle tipos de acciones desde el suicidio a la agresión, pero claro, no es culpa de la marihuana, es culpa de esa persona esquizo. A mí me parece que todas las drogas tienen un potencial de abuso relativamente parecido. He citado la marihuana porque precisamente parece la única que nunca nadie ha muerto de sobredosis, nunca nadie puede decir que es adicto en el sentido de que va a tener delirium tremens o cualquier tipo de síndrome abstinencial cuando para, y aún así, como permite una introspección superior al estado de vigilia normal, para una persona que necesita estar mintiéndose a sí misma, para una persona que vive en la mentira, puede ser demoledora, devastadora. Moi je suis juste un bout de métal taillé sur mesure en fonction de mon barillet. Je suis insensible, je ne bouge pas, je suis lancé. Il reggae, propriamente reggae no, sono stato in discoteca tante volte, anche alle 4 del mattino, devo dire che preferisco Verdi. Un ragazzo che a 14 anni comincia a fumare cannabis si trova a 20 anni con delle lesioni irreversibili al cervello. Allora nessuna società responsabile, una volta appurato i danni che dà alla salute e alle funzioni cerebrali
la cocaina, l'eroina e i principi attivi della cannabis, può permettersi che intere generazioni possano rovinare la loro vita attraverso questo meccanismo. La legge Fini-Giovanardi non funziona. Le carceri sono piene, come lo sono per il reato di clandestinità, ma non è sicuramente un sistema legale per risolvere quello che secondo alcuni è un problema enorme. Sicuramente c'è una questione sociale legata all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma non è che creando un contenitore come quello del carcere si riesce a superare o a dare una soluzione a questo tema. Mi pare che invece non ci sia proprio la volontà politica per affrontarlo seriamente. Bisognerà prendere atto che questo tipo di politiche non hanno prodotto nulla se non un sacco di quattrini per la criminalità organizzata. Mentre noi facevamo la crociata contro la cannabis, forse anche per quello si sono presentate tutta un'altra serie di sostanze in forma diversa che magari fanno anche molto peggio. Io continuo a pensare che invece in particolare sui derivati della cannabis ci sia un accanimento tutt'altro che terapeutico. Prima che il problema ci superi, forse abbiamo ancora uno spazio per cercare di superare il problema. Pur di restare vicino al festival, pur di continuare questo progetto, tanta gente ha fatto proprio una scelta di vita, si è trasferita in un altro paese. Ho apprezzato tantissimo, insomma, questo coraggio della gente di rimettersi in discussione. Molti di noi hanno un'età, non siamo più giovanissimi, non abbiamo 20 anni, e reinventarsi un'esistenza da un'altra parte non è facile, non è detto che vada bene. Il Rototom Sunsplash è indubbiamente un grande valore, lo ripeto, per l'internazionalizzazione, per la sostenibilità economica, per l'eccellenza. La cosa, diciamo, più grave, perché quella è una perdita assoluta, è perderlo. Io spero che torni. Io qui ritengo di dover fare quello che è bene per la mia comunità. E per la mia comunità ho sempre ritenuto il bene, condiviso dalla popolazione, il fatto che il festival rimanesse ad Osopo. Io spero che appunto questo coraggio, questo atto un po' di follia che hanno fatto tante persone sia ripagato dai successi che verranno nel futuro e anche dalla consapevolezza in ognuno di loro, in ognuno di noi, di aver fatto fondamentalmente la cosa giusta, quello che andava fatto. Io sono convinto che un giorno guarderemo questi tempi con soddisfazione, dicendo è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta ancora una volta. All right, you ready? So let me down. Don't let me down. Don't let me down. No, 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 no. Don't let me down. Nobody ever loved me like you. Oh yeah.
Don't let me down.